L'infezione da Covid non ferma la corsa al riarmo. Russia e Stati Uniti recalcitranti sul rinnovo degli accordi sul disarmo nucleare. In Albania proteste, manifestazioni e scontri per la demolizione dello storico Teatro Nazionale di Tirana. A 6 anni dall'uccisione in Donbass dei giornalisti Andrea Rocchelli e Andrei Mironov, nemmeno i tribunali riescono a fare luce sulla tragedia. La rimozione a Praga della statua del maresciallo Konev ha provocato una crisi diplomatica tra Repubblica Ceca e Russia. L'Armenia perduta, un libro che ricorda il patrimonio culturale degli armeni cancellato dal genocidio. La crisi sanitaria provocata dal coronavirus ha accelerato il confronto tra le superpotenze mondiali. Stati Uniti, Cina e Russia sono state investite dall'epidemia, ma hanno continuato a spendere per l'acquisto e lo sviluppo di nuovi sistemi d'arma. Da anni a primeggiare nella spesa militare sono gli Stati Uniti. Nel 2018 la spesa militare americana rappresentava il 36% di quella totale a livello mondiale. Dal 2005 al 2018 Pechino ha aumentato la spesa per esercito, marina e aviazione dell'83%. La Russia, con il crollo dei prezzi degli idrocarburi, sta puntellando il proprio bilancio soprattutto con l'esportazione di armi. Mosca è ancora impegnata nella guerra in Siria e finanzia i separatisti nel Donbass ucraino. Il Covid quindi non ha fermato né i conflitti locali né la corsa al riarmo. Non vi sarà nessun fermo di corsa al riarmo perché la debolezza provocata appunto dalla pandemia stessa nelle situazioni di conflitto o di alleanze promiscue creerà invece una tendenza negli Stati ad armarsi ancora di più per cercare di essere forti per coprire le proprie debolezze e per coprire anche la debolezza economica che inevitabilmente sarà provocata dalla pandemia. Le forze armate di tutti i paesi si stanno adattando a convivere con il coronavirus. Tutte le nazioni, a causa della pandemia, dovranno aumentare le spese per la sanità. Nessuno però sembra pensare ad un taglio delle spese per gli armamenti. Ci rimetterà lo Stato sociale, è quasi inevitabile. I tagli non potranno essere fatti alla sanità, molto probabilmente non vi saranno tagli agli armamenti, anzi i sistemi d'arma sono sempre più sofisticati e sempre più costosi e le potenze nel mondo tendono a vendere ormai dovunque o in qualsiasi occasione vi siano dei conflitti o delle guerre civili, quindi i tagli saranno allo Stato sociale molta probabilità e questo sarà quello che ci rimetterà, i cittadini che ci rimetteranno. Nell'ultimo triennio tutti i paesi dell'Europa orientale hanno aumentato la spesa militare. Il segretario generale della NATO Stoltenberg sprona continuamente gli Stati membri ad investire almeno il 2% del prodotto interno lordo nella spesa militare. Primeggiano la Polonia e gli Stati baltici che si sentono minacciati dalla Russia. A comprare armi sono anche gli alleati di Mosca, in primis la Serbia. Mosca e Washington hanno annunciato una modernizzazione dell'arsenale atomico. Trump e Putin hanno rinnegato il trattato INF sui missili atomici di medio raggio firmato da Reagan e Gorbaciov nel 1987. Tra un anno scadrà anche il trattato New START sulla riduzione dei vettori per il lancio di missili strategici. È l'ultimo trattato fra potenze ancora in vigore. Fra un anno circa scade. Confidiamo che gli Stati Uniti e la Russia, anche senza coinvolgere la Cina, cosa molto difficile, lo proroghino al 2026. Questo darebbe 5 anni di tempo per riprendere tutti i trattati che sono stati abrogati e aboliti o che sono in discussione, come il trattato di non proliferazione nucleare, e contiamo quindi che le grandi potenze rinsaviscono e che i presidenti degli Stati Uniti e della Russia prima di tutto cerchino di coinvolgere sia la Cina sia firmare i nuovi trattati nei prossimi anni. La Russia schiera 6.500 testate atomiche, gli Stati Uniti 6.185, il Regno Unito ha 200 bombe nucleari, la Francia ha 300, la Cina avrebbe 300 bombe. Nel club degli atomici ci sono poi Israele, Pakistan, India e Corea del Nord. Nel caso di un conflitto nucleare, il poligono principale sarebbe l'Europa.
Quando il primo colpo di ruspa scuote le mura del Teatro Nazionale di Tirana sono le 4 del mattino. La polizia fa uscire le persone che da 2 anni occupano l'edificio per impedirne la demolizione. Al suo posto sarà costruito un nuovo teatro moderno e avveniristico, ma artisti, registi, intellettuali e studenti uniti nell'Alleanza per la protezione del teatro si oppongono. Protestano, vengono allontanati di peso, si sbriciola davanti ai loro occhi alle prime luci dell'alba il teatro costruito dall'architetto italiano Giulio Bertè nel 1938 durante l'occupazione fascista. 37 persone saranno arrestate dopo gli scontri con la polizia, circa 1000 uomini armati schierati in assetto antisommossa contro centinaia di cittadini che si riversano nelle strade dopo il crollo nonostante il divieto di assembramento per il coronavirus. Siamo in stato di shock, dice il giornalista televisivo Adi Krasta, il più noto tra i sostenitori della protesta. La gente, la società libera, una parte della società libera albanese che non è ancora pagata, non è ancora sottomessa dal governo, ha sempre reagito. Il Teatro Nazionale Albanese è una parte, o era una parte imponente dell'impronta culturale, architettonica italiana del Tirana. Dopo le proteste, il governo albanese si è messo di fare una lotta propagandistica per giustificare questo atto illegittimo, non basato sulle regole di Stato, senza dare spiegazioni, senza un progetto di costruire il nuovo teatro, senza i finanziamenti. Il progetto invece c'è ed è valido, secondo il regista Altin Basha, tra i protagonisti della scena culturale albanese che nel vecchio teatro ha lavorato per 40 anni. Nel teatro vecchio sono usate delle tecnologie proprio vecchie, per i luci, le tecnologie per la scena erano proprio molto vecchie. Un'analisi della condizione del teatro è venuto fuori che la ristrutturazione si poteva fare soltanto abbattendo completamente il teatro e poi ricostruendo come nella forma che aveva. Le domande del teatro contemporaneo non rispondono alle condizioni del vecchio teatro e questa è la ragione che a parte le nostalgie noi dobbiamo muoverci un po' più avanti per il futuro, pensare per il futuro. 6 anni da quel 24 maggio 2014, 6 anni da quel pomeriggio in cui persero la vita a sud di Slaviansk, nell'est dell'Ucraina in guerra, Andrea Rocchelli e Andrei Mironov. Il primo, giovane e talentuoso fotografo pavese, il secondo, russo, personaggio poliedrico e profondo, liquidato dalla stampa italiana come il suo traduttore. Anche se fosse stato traduttore sarebbe da ricordare, ma Andrei Mironov era molto di più, era un personaggio molto in vista, un intellettuale, un dissidente dall'epoca sovietica, un importante attivista e un grande amico di Andrea Rocchelli. Un'amicizia la loro, noncurante della notevole differenza d'età, che li aveva portati a raccontare il conflitto in Ucraina scoppiato praticamente in quelle settimane, un conflitto asimmetrico. È una guerriglia, non ha un confine preciso, il confine cambia ogni giorno, vede coinvolte persone che non sono militari senza indossare uniformi e quindi diciamo non chiaramente riconoscibili, una di quelle guerre estremamente fluide. Vicino a una fabbrica usata come base dai separatisti, obiettivo quotidiano dell'artiglieria ucraina attestata sulla vicina collina di Karachun, Andrea e Andrei hanno trovato la morte. A ucciderli fu un colpo di mortaio. Rimase ferito un terzo giornalista, il francese William Roguelon. Dal suo racconto e da un breve articolo di una giornalista italiana, la procura di Pavia ha avviato un'inchiesta che ha portato all'arresto e poi alla condanna a 24 anni di Vitali Markiv, militare ucraino con cittadinanza italiana che era in servizio proprio su quella collina. È stato un processo molto particolare perché è tutta una vicenda di giornalisti, questa di Andrea Rocchelli e Andrei Mironov, cioè è una storia di giornalisti che vengono uccisi in guerra. È una storia di un'indagine che si basa in buona parte su testimonianze di altri giornalisti, come adesso ci sono altri giornalisti che stanno cercando di ricostruire meglio quello che è accaduto. Per la difesa di Markiv si è trattato di un processo indiziario che non avrebbe dimostrato la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Il dibattimento ha ricevuto una forte attenzione mediatica, con la Federazione Nazionale della Stampa costituitasi parte civile. C'è stata anche una narrativa di questo processo che vedeva da un lato
appunto un giornalista indipendente, coraggioso, e dall'altra un militare volontario ucraino con cittadinanza italiana, quindi sembrava anche una sceneggiatura che poteva piacere abbastanza ai media, e qui torniamo di nuovo al discorso che è stata una storia di giornalisti. Contro quella sentenza la difesa di Markiv ha proposto appello che si sarebbe dovuto tenere questa primavera, ma che a causa del coronavirus è stato rinviato, forse in autunno. Nel frattempo il caso Rocchelli-Markiv continua a essere una di quelle storie che emozionano e dividono, come del resto tutta la vicenda ucraina. Sicuramente è stato un conflitto che in Italia è stato letto fin da subito in una chiave, come dire, anche molto interna italiana, cioè con pochissime informazioni. È stato un dibattito molto ideologico, ma determinato soprattutto da una grandissima superficialità. Una polarizzazione quasi da tifoserie che non fa bene prima di tutto alla memoria di Andrea e Andrei. Credo che loro sarebbero i primi a non volerlo, perché non erano certo lì per rappresentare una parte, se non la parte appunto delle vittime della guerra, come del resto le foto, le ultime testimonianze dei reportage di Andrea Rocchelli dimostrano. Fonti del governo ceco confermano agenti segreti russi sono sbarcati a Praga protetti da passaporto diplomatico. Gli ingredienti della spy story ci sono tutti, anche se la seconda parte dello scoop del settimanale Respect non ha avuto riscontro. Nessuna prova che avessero con sé veleno destinato a 3 politici della capitale, una ipotesi che ha subito fatto scattare la secca smentita di Mosca. Ma dopo aver ricevuto minacce anonime, Zdeněk Žib, sindaco di Praga, Andrej Kolar, presidente del 6° municipio, e Pavel Novotny, a capo di quello di Reporje, sono finiti sotto scorta. In ballo non ci sono segreti di Stato, commesse militari o informazioni riservate, bensì simboli, nomi e monumenti. Ultimo motivo di tensione tra i due paesi, la rimozione della statua del maresciallo Ivan Konev. Aveva in mano un mazzo di fiori per ricordare quelli che la popolazione donò alle truppe sovietiche quando queste nel 1945 entrarono nella città liberata dai nazisti. Il trattamento riservatogli negli ultimi anni dai cittadini di Praga era però decisamente diverso, visto che la sua effigie era costantemente vandalizzata. Dopo una lunga discussione abbiamo trovato un accordo con il Museo della Memoria del XX secolo, che è in costruzione. La statua farà parte della sua prima mostra. Si tratta di un prestito a lungo termine, 10 anni, prolungabile di altri 10. Le imprese di Konev non si limitarono alla Seconda Guerra Mondiale. Ebbe un ruolo chiave nella repressione della rivoluzione ungherese del 1956, nella costruzione del muro di Berlino, secondo alcuni storici anche nella reazione alla primavera di Praga. Da anni si chiedeva che la sua immagine non dominasse più il quartiere di Bubenec, un simbolo della dittatura sovietica, dicevano molti, un eroe della lotta al nazismo per Mosca, che non ha preso affatto bene la faccenda. Prima ha chiesto di poter portare la statua in Russia, poi ha addirittura aperto un'inchiesta per vilipendio. Il crimine commesso a Praga, perché di un crimine si tratta, può diventare a lungo termine motivo di frizione nei nostri rapporti bilaterali e dovremo rispondere. Voglio specificare, quando dico crimine, lo dico ovviamente in senso politico, ma non ho dubbi che questa iniziativa sarà presa in esame anche da un punto di vista legale. La statua sorgeva a pochi metri dall'ambasciata russa, che ora si trova in piazza Boris Nemtsov, ribattezzata a febbraio in onore di uno dei più fieri avversari di Vladimir Putin, assassinato in circostanze ancora poco chiare. Alla cerimonia di intitolazione, oltre al sindaco Žib, c'era la figlia di Nemtsov. Le persone che sono qui, come quelle che fanno parte dell'opposizione, vogliono vivere in una società libera, ed è qualcosa che alla Russia non piace, si sente minacciata. È per questo che ringrazio tutti voi. Praga non si pentirà di aver ribattezzato questa piazza, Piazza Boris Nemtsov. Completa il quadro il progetto del presidente di Reporje, un monumento all'esercito russo di liberazione. Anticomunista e filonazista, alla fine della guerra sostenne però i cechi nella rivolta di Praga. Novotny, personaggio sopra le righe, lo scorso anno aveva anche recapitato una lettera all'ambasciata russa, destinatario Putin in persona, per sostenere la sua idea. La Russia fino ad oggi non è stata capace di fare i conti con la sua storia. Non accetta che altri la interpretino dal loro punto di vista. Ritiene di essere l'unica a poterlo fare.
Il presidente della Repubblica Ceca Miloš Zeman, tentando di ricomporre il contrasto, ha dato un colpo al cerchio e uno alla botte. La risposta della Russia è stata eccessiva, ha detto, ma i politici di Praga hanno agito stupidamente. Zeman notoriamente pende più a est che a ovest, ma la capitale, che a dicembre con Varsavia, Bratislava e Budapest ha siglato il patto delle città libere in difesa dei valori democratici, ha un orientamento decisamente europeista e liberale. La frattura ora rischia di divaricarsi ulteriormente. A Praga 3 esiste una strada intitolata Koniev. Alcuni residenti hanno chiesto di cambiarle nome, altri, contrari, non vogliono dover rifare tutti i documenti. Una disputa sui simboli del XX secolo che, a ben vedere, sembra riguardare molto il XXI. Il genocidio degli armeni, un secolo fa. La cancellazione di una nazione che per millenni ha creato la storia dell'Anatolia. Aldo Ferrari, docente a Ca' Foscari, nell'Armenia perduta cerca le tracce, quello che è rimasto di questa antica cultura, soprattutto nell'area dell'attuale Turchia. Tracce culturali, architettura, monumenti che creano la memoria di un popolo cancellato dal genocidio. Ma cosa rimane di questo che nella memoria armena è il paradiso perduto? Rimane veramente molto poco, perché dopo il genocidio fisico che ha sostanzialmente eliminato la presenza armena in tutti i territori dell'attuale Turchia orientale, resta soltanto un patrimonio artistico, architettonico che era immenso, ma che fra le distruzioni di quegli anni e l'incuria dei decenni successivi è quasi azzerato. Pregnanti le pagine dedicate alla chiesa della Santa Croce sull'isola del lago di Ahtamar. Per secoli ha avuto un ruolo di primo piano nella storia culturale e religiosa degli armeni, ma soprattutto è cresciuto questo ruolo negli ultimi decenni perché praticamente per chi vada in Turchia alla ricerca dell'Armenia perduta è l'unico monumento che ancora testimoni, essendo integro e restaurato, della bellezza, dello splendore degli antichi regni e dell'antica civiltà. Per il resto si insegue sostanzialmente un miraggio sulla base di testi scritti, ma non si vede quasi nulla. La Santa Croce sull'isola di Ahtamar dà la misura di quanto bella fosse quella cultura, di quanto importante quella civiltà e di quanto si sia perduto. Il governo turco e il presidente Erdogan sono intransigenti nella negazione del genocidio, una negazione con cui deve quotidianamente fare i conti anche la comunità rimasta a Istanbul, comunità riunita soprattutto intorno al patriarcato armeno. Sono circa 50.000 persone, un quarto di quello che erano prima del genocidio del 1915, e questa piccola comunità si perde letteralmente nei 15 milioni che ha oggi Istanbul. Ciononostante è una minoranza benestante, colta, che rimane con qualche sofferenza psicologica, si può immaginare, a restare nel paese di chi ha massacrato il proprio popolo un secolo prima, restano come sentinelle, come testimoni viventi di una cultura, di una tradizione che nell'antica Costantinopoli, capitale dell'impero ottomano, aveva un ruolo importante. L'unica parte della Turchia nella quale ancora in realtà ci sia una comunità armena. L'Armenia, il governo di Yerevan, impegnato ancora nella sanguinosa disputa con l'Azerbaigian per il controllo del Nagorno-Karabakh, gli armeni dell'Anatolia e quelli della diaspora, che rapporti hanno con la Russia di Putin? Se esiste oggi una pur piccola repubblica indipendente d'Armenia, lo si deve al fatto che i russi nell'Ottocento conquistarono questa parte dell'antica Armenia, circa un decimo dell'Armenia storica. Questa parte si è salvata grazie all'inserimento nell'impero russo dal genocidio, poi è stata sovietizzata e dopo il 91 è tornata indipendente. I rapporti tra gli armeni e i russi quindi sono positivi, soprattutto se consideriamo il confronto con ciò che è avvenuto agli armeni dell'impero ottomano. Quindi c'è una russofilia tradizionale degli armeni di quella parte dell'Armenia storica che rimane anche oggi. Detto questo, l'Armenia cerca anche nella misura del possibile di avvicinarsi all'Occidente. La Russia dà sicurezza, l'Occidente dà speranza di maggiore democrazia, di maggior sviluppo economico e sociale.
Gli armeni a Yerevan, per rispettare il confinamento sanitario provocato dal coronavirus, a fine aprile hanno ricordato il 105° anniversario del genocidio, sostituendo la tradizionale fiaccolata con flash mob ed effetti di luce e una commemorazione nel grande mausoleo dedicato alla tragedia.